Picciotti, buongiorno! Quando si dice che effettivamente morale della favola a Villarosa mi fa scappare perché Tronì e Lambia e piove con l'acqua bagnata, questo veramente mi fa meraviglia, in senso che effettivamente piove acqua con pelo, e quando è acqua con pelo o senza pelo la pecosce che dà un pelo. Indovina indovinello che vuol dire sta morale della favola, un pensato male, perché quando piove acqua con pelo e dico acqua bagnata significa morale della favola effettivamente acqua forte, acqua che azzuppa vedrana, e quando viene acqua azzuppa vedrana i terreni si arricchiscono. Un saluto dalla Sicilia, da Radallo Zenzero, viva la Sicilia, viva il sud, viva l'Italia. Un abbraccio dalla... Ciao Stefano, saluto a tutti picciotti, buongiorno a tutti. Finalmente è arrivata la pioggia, acqua bagnata, acqua desiderata da Radallo Zenzero, perché aveva cantato un... Riprendiamo la diretta, che siamo sempre dritto a prescindere dalla situazione, che mi arrivano tante chiamate e ne sono orgoglioso e ne sono fiero. Veramente con il colpo e con la mente io vi penso sempre, quando mi pensate che manco un like mi mettete, manco commentate, avete aggruppato, io vedo un po' di ironia, allegria, veramente con i miei video, a gratis, effettivamente io dico tutte cose a gratis, tisane, regalo i gadget, magliette, regalo portachiavi, accendini, regalo tutto picciotti, quasi quasi chi mi vuole io mi regalo pure a voi. Come chi mi adotta io sono a disposizione. Un saluto da Radallo Zenzero con ironia e allegria picciotti. Scusate che tanto assai io devo guidare e c'è l'acqua a copelo e l'acqua a scende caluro e devo stare attento alla strada. Morale perché il telefonino è piazzato del portatelefonino, portacellulare. Vedo che ci siete tante persone, non posso tagliare perché devo guardare la strada. Come vedete e vi racconto morale della favola da carino acqua a copelo. Villarosa che il mondo sconosce e c'è un camion che spunta all'improvviso e deve stare attento, e che voglio dire, cazzo, state pensando che è seta, che i camion corrono e che sta come un camion, cosa si affumare, cazzo, ma non è una catena, aspetta, un camionetto, deve stare attento perché qua è una strada pericolosa. È un bivio abbeviato e curvata, non si vedono le persone che vengono e macchine che camminano, che ruote che non le vedo, e camion che si travestono di Ferrari e corrono come una dannate. Acqua con scroscio pure picciotti, è perfetto come il tuo periodo io. Spirito con scroscio, acqua con scroscio. Un saluto dalla Sicilia, da Radallo Zenzero, con ironia e allegria, per quelli che non conoscono Villarosa, ci chiudo con la strada, effettivamente per ospitarvi qui a Villarosa, ma tutte cose a spese vostre, non è a spese da Radallo Zenzero. Che c'è, diciamo, la tabella che c'è sopra vedere che travaglio che è dell'ananas, che per meschine che è a Villarosa. Quelli dell'ananas picciotti fanno dei sacrifici per le sarte mortali, come chi della forestale. Che travagliamo con l'acqua, con il vinto, siamo sul posto del lavoro. Morale della favola, effettivamente dopo parlano che stanno capo dell'ufficio, che ne discriminano altri, va, applausi a quelli dell'ananas, applausi a tutti quelli della forestale. Un abbraccio veramente, che siamo grandissimi lavoratori. E chi che ha lavorato dall'ufficio, stringete la bocca e tagliatevi lo specchio. Qui abbiamo il rifornimento, picciotti, abbiamo a Villarosa il rifornimento della benzina di Giovanni Giannone, l'amico mio, grandissimo amico mio e giocatore di calcio, portiere del Villarosa,
bravo portiere, ma era più forte di te, che era un bravo difensore. Picciotti, veramente Villarosa oggi non c'è nessuno, perché piove e su tutti gli inda. Parliamone chiaro. Non so perché effettivamente non vogliono lavorare. Le persone sono a casa perché effettivamente piove, acqua a pelo, è normale naturalmente che non so scemonete che si pigliano una punta che vanno a lavorare. E sono gente massara, noi abbiamo gente massara, siamo picca che restiamo a Villarosa. Ma che da casa nero, non è che si nero che erano lagnose, si nero perché non c'era lavoro per tutti. Io ho un po' di lavoro e ringrazio il paterno che sono rimasto a Villarosa. Parliamone chiaro, ma che dei villarosani siamo uomini come quelli tutti i siciliani, con gli attributi in senso che effettivamente vogliamo lavorare, ma lo Stato non ci aiuta e ne vuole tenere tutti disoccupati perché c'è da comandare. Insomma, qui abbiamo la cattedrale di Villarosa. Un saluto veramente a tutti i picciotti. Io saluto a tutti, ma purtroppo non mi posso io salutare a uno, perché morale della favola, effettivamente qua c'è una macchina che si è impelato, aspetta che me ne vai da già, che si impelano come se impelassero quando, ma insomma, meglio la deca cosa, ma noi poi interpretate male. Qui c'è la statua dei caduti in guerra. Morale della favola, quando tutti i villarosani siciliani partirono per fare la guerra, noi abbiamo dedicato il monumento ai caduti di guerra. Morale della favola, vi ho fatto conoscere un pezzettino di Villarosa. Pur essendo che c'è oggi acqua a zuppa Verdane, speriamo che non va danno, non va grandolo, perché dell'albero da leve sta crescendo a zagara e si appezzano, e questo è una cosa brutta. È una cosa brutta. Se piove piano piano, chi corre piano va lontano. Se piove forte distruggiamo tutte cose, distruggiamo. Perciò io che voglio fare? Io vi auguro una buona giornata veramente. Speriamo che l'acqua continui a essere bagnata veramente, in senso che acqua a copelo, insomma stanno scorrendo i canaletti qua, i corritori. E che voglio dire? Morale della favola, picciotti, che adesso a trasere queste macchine la mettono come che, ma insomma c'è un belato, però ce l'ho belata la macchina perché è una panda, sapevo. E come all'improvviso, picciotti, aspetta che mi firmo, girata la camera, un abbraccio dalla Sicilia da Zenzero all'amore di Villarosa. Chi mi ama mi segua, chi non mi ama che mi segua tanto pa' così, effettivamente dice che io lo saluto lo stesso. Volevo andare a lavorare, ma pur sento che sogno Massaro, il destino ha voluto, picciotti, che non devo fare niente, in senso che con l'acqua non è che può lavorare. C'è chi lavora, che è obbligato a te. Io in campagna non posso fare niente, perché in campagna è venuto a chiedere da abbrevierare, ma che brevero che sta chiudendo, a essere una cosa. Ciao Filippo, salutiamo a tutti, un abbraccio a tutti. Picciotti, coglito, sgruppatelo, metteteci un buongiorno, un saluto dallo Zenzero. Io saluto naturalmente a tutti, perché ce n'è tanti. Stamattina ho trovato 1200 messaggi. Pensate che stamattina se leggeva 1200 messaggi, io manco questo tecchio travaglio, manco a mangiare i cani poteva a dare. Io saluto a tutti in generale, un abbraccio dalla Sicilia, saluto Gigi, saluto Carmelo, saluto Leborio, saluto a tutti picciotti, un abbraccio dalla Sicilia, sempre da Villarosa, che il mondo sconosce e che oggi conoscete. Un abbraccio dalla Sicilia, ci sentiamo e vedetevi le video, condividetelo, tutti a tagliare i video, perché ciao Enzo, buongiorno, Orazio, ciao.